E allora siamo all'interno del Circolo San Mamante con Cristina De Nardi che è la presidente. Intanto buona giornata. Buongiorno a voi. Vi faccio i complimenti prima per questa struttura perché è molto bella, anche conoscendo Conegliano e Vittorio Veneto, però questa zona non immaginavo fosse così bella in mezzo al verde, che è l'ideale per i cavalli. Esatto, noi siamo felici della postazione e della posizione che abbiamo perché siamo decisamente molto vicini al centro, però allo stesso tempo incastrati, esatto, tra le colline in mezzo al verde, quindi è ideale sia per i cavalli che anche per le persone che si trovano in un ambiente, in una situazione di relax che non guasta e che ci piace dare ai nostri associati. Presidente, ci illustri un po' l'attività del circolo ippico. Voi fate gare oppure passeggiate o entrambe? Un po' di tutto in realtà, nel senso che la nostra attività è di associazione sportiva dove dai principianti agli agonisti mandiamo avanti sia gare che la parte di proprio più ludica dello sport, quindi è uno sport dedicato e che noi diamo spazio sia dai bambini dei 4 anni fino agli adulti, anche principianti, senza nessun problema. Per quanto riguarda le gare seguiamo la parte delle discipline olimpiche, quindi salto ostacoli, una parte di gare dove c'è non olimpiche ma dell'endurance, quindi anche quel lato lì, e poi una parte puramente amatoriale, ludica, esatto, che può essere quella delle passeggiate che ci dilettiamo ad andare a fare dei trekking, come può essere nel vicino Cansiglio, nelle zone qua limitrofe, per appunto Questo tipo di attività. esatto, esattamente. Beh, che qui non guasta perché insomma la bellezza c'è tutto. Pare che insomma poi con il lockdown una delle poche discipline che non ne ha risentito sia stata l'equitazione o i cavalli. Esatto. Fortunatamente, a parte il periodo reale di lockdown, il primo, la nostra attività non ne ha risentito più di tanto perché purtroppo per le altre attività come il nuoto o la palestra i bambini che magari avevano 2 sport hanno ripiegato felicemente su questa parte qui. Abbiamo risentito un po' nella parte delle gare, però tutto sommato abbiamo avuto un buon incremento soprattutto nella parte dei centri estivi dove i bambini avevano il bisogno e la necessità di stare all'aria aperta e di ritrovare un attimo di libertà dopo una chiusura non proprio semplice. Direi proprio di sì. Vedo tante ragazzine. È ancora dedicato alle amazzoni oppure i maschietti si allontanano? Principalmente sono tante amazzoni. È vero che nei livelli più alti ci sono più uomini, però è il paradiso dei maschietti perché ne abbiamo pochi, però si fanno valere, tutto sommato si fanno valere. Vince la passione che accomuna tutti, che è quella del cavallo, che è la cosa più importante. Che è più importante, esatto, la cura e la dedizione al cavallo. Presidente, buona stagione. Grazie mille, grazie.